Salve a tutti, sono Francesca, io l'ho messo in questo gruppo, già ci conosciamo. Oggi volevo mostrarvi una cosa molto particolare. Qui siamo a Barcis, provincia di Pordenone, sul versante nord del lago. Il territorio è quello delle Multiplane. La località si chiama Pledaia ed è un'antica frazione di Barcis. Adesso ho incontrato qui sotto questa roccia un'edicola molto bella dedicata a Sant'Antonio, realizzata in pietra, mattoni, con tetto in legno e con una copertura in tegole di latrizio. La cosa interessante è che questa edicoletta è piena di immagini, le immagini di Sant'Antonio, crocifissi, piccole candele, tanti piccoli simboli. E anche in alto c'è un'altra immagine e poi sullo sportello vediamo i rosari. Questo è un esempio di pura devozione. In particolare, se guardiamo in alto vediamo che questa edicola è praticamente addossata ad una roccia franosa. Io non sono in grado di datarla perché ancora non ho letto nulla, comunque è veramente dolcissima. E guardate anche i fiori, segno della devozione. Questo luogo è pochissimo abitato. La cosa più interessante è l'immersione nel paesaggio, perché l'edicola è rivolta esattamente verso il lago di Barcis, di cui vediamo il versante nord di fronte a noi. E in basso vediamo il punto in cui il torrente Cellina, che individuiamo dalle ghiaie, si immette nel lago. Quindi questa edicola si trova in una posizione speciale, è devozionale, è un'edicola che simboleggia la richiesta di protezione del territorio franoso e guarda verso il lago, quindi verso lo spazio aperto. È un esempio veramente bellissimo, è uno dei tanti esempi dei cammini che possiamo fare in questa valle, la Valcellina, alla scoperta di piccole cucine, piccole cappelle. Questo è solo un esempio. Arrivederci, grazie dell'attenzione.